ieri sera in un hotel di lusso nell'isola di Sacca Sessola a Venezia per un principio di incendio, evacuati gli ospiti della struttura, la causa dovuta forse ad un'anomalia elettrica. Scontro frontale questa mattina a Refrontolo nel Trevigiano, una delle due auto coinvolte finisce nel fossato, 4 le persone rimaste ferite. Grave incidente questa mattina a Padova, all'altezza dei Giardini dell'Arena, un pedone è stato travolto dall'autobus, l'uomo in ospedale lotta tra la vita e la morte. Anni di minacce, soprusi, schiaffi, anziana padovana stanca di subire tutto questo ha denunciato il figlio violento allontanato da casa. C'è grande attesa per l'inaugurazione del primo tratto della Pedemontana che si terrà lunedì alla presenza di Salvini e Zaia. Siamo andati a vedere il casello e il tratto che sarà aperto al traffico. Il Giro d'Italia arriva in Veneto oggi con la tappa Val d'Aora Santa Maria di Sale, domani con partita da Treviso, la giornata più critica sul fronte della viabilità, quella di oggi con la chiusura della A27. Il prossimo 11 luglio il piccolo Joe, il bimbo padovano affetto da una malformazione alla gamba, verrà finalmente operato in Florida, l'emozione dei genitori. Prima edizione dei telegiornali di Antenna 3, buongiorno e ben ritrovati. Dunque paura nella tarda serata di ieri in Laguna a Venezia per un principio di incendio che ha interessato un hotel di lusso sull'isola di Santa Sesso. Allora ci colleghiamo in diretta con Ilaria Marchiori per tutti gli aggiornamenti. Buongiorno Ilaria. Buongiorno da Venezia, attimi di paura ieri sera intorno alle 22:40 per un principio di incendio all'hotel Marriott a Sacca Sessola. Un'anomalia elettrica nel controsoffitto sarebbe, secondo le prime verifiche dei vigili del fuoco che sono intervenuti sul posto poco dopo, la causa del rogo che ha costretto ad evacuare la struttura. Una quarantina gli ospiti che sono stati invitati ad uscire e che poi hanno dovuto assistere giocoforza alle operazioni di spegnimento dall'esterno. Quando si sono infatti attivati i sistemi antincendio, il personale ha fatto uscire tutti dall'albergo radunandoli nei vari punti di raccolta. I vigili del fuoco sono poi arrivati sul posto con 2 autopompe lagunari, una motobarca da marittima e 15 operatori e hanno subito individuato il problema in questa anomalia elettrica che si era sviluppata nella controsoffitta al secondo piano. Le operazioni di messa in sicurezza da parte dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa 2 ore e gli ospiti sono potuti rientrare nell'albergo eccetto il piano interessato dal principio di incendio. Nessuno comunque è rimasto ferito. Da Venezia è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria Marchiori. Grave incidente questa mattina nel Trevigiano a Refrontolo, nel frontale tra 2 vetture sono rimaste ferite 4 persone. Un forte botto ha svegliato questa mattina i residenti di via Crevada nell'omonima frazione di Refrontolo. Erano da poco passate le 7 quando 2 auto, per cause ancora al vaglio delle forze dell'ordine, si sono scontrate frontalmente. Nel violento impatto uno dei mezzi è finito nel fossato. Uno degli occupanti è rimasto incastrato tra le lamiere della macchina. Immediato l'intervento sul posto dei vigili del fuoco che hanno liberato l'uomo, poi affidato alle cure dei sanitari del SUEM giunti in via Crevada con 3 ambulanze e un'automedica. Complessivamente 4 le persone rimaste lievemente ferite. Si tratta di cittadini di origini straniere, un ragazzo di 18 anni residente a Conegliano, di un 49enne, di un 25enne di Susegana e di un giovane di 20 anni di Pieve di Soligo, trasportati in ospedale a Conegliano. Altro grave incidente sempre questa mattina ma a Padova con un pedone che è stato travolto da un autobus. L'uomo lotta tra la vita e la morte. Gravissimo incidente questa mattina, pochi minuti prima delle 9 all'incrocio fra via Trieste e Corso del Popolo a Padova. Un pedone è stato investito da un autobus e sbalzato a terra al centro del trafficatissimo incrocio. Sul posto ambulanza e automedica hanno soccorso il ferito, apparso fin da subito molto grave, tanto che il personale medico ha proceduto a intubarlo per poi trasferirlo d'urgenza al policlinico. Inevitabili le ripercussioni sul traffico, particolarmente intenso visto l'ora di punta. Per gestire la viabilità e chiarire le cause ed eventuali responsabilità dell'incidente sono intervenuti gli agenti della polizia locale. Anche il tram è rimasto fermo per consentire le operazioni di soccorso. Ed è caccia al pirata della strada che ieri mattina ha urtato una 12enne che si trovava in sella alla sua bicicletta facendola cadere a terra e poi fuggito. È accaduto a Paese in provincia di Treviso.
Stava andando a scuola in sella alla sua bicicletta quando ad un tratto è stata urtata da una macchina. La ragazzina a 12 anni ha perso l'equilibrio ed è finita a terra. L'automobilista però ha ingranato la marcia ed è scappato senza verificare se la piccola si fosse fatta male. A soccorrere la studentessa un passante che l'ha aiutata a rialzarsi. Fortunatamente per la dodicenne solo tanta paura e qualche scoriazione. L'incidente è avvenuto in via Levada, incrocio con via Ostonna Paese, una stradina secondaria stretta. In quel momento in zona pioveva di rotto. L'appello della mamma sui social è rivolto al pirata della strada di farsi avanti. E adesso una chiamata disperata fatta da un'anziana donna alle forze dell'ordine dopo anni di soprusi. La donna ha fatto allontanare da casa il figlio violento. Non riusciva più a sopportare le grida, le minacce, la paura, quel senso di angoscia che la attanagliava ogni volta che il figlio perdeva la testa, e così un'anziana padovana ha trovato il coraggio di denunciarlo e farlo allontanare. Da anni la maltrattava. L'uomo, 44 anni, già noto alle forze dell'ordine per maltrattamenti e violenze, troppe volte aveva risolto bisticci e incomprensioni con la madre, alzando le mani. Urla, insulti, schiaffi che emergono anche dai referti medici della donna finita più volte in ospedale. Nei giorni scorsi la goccia che ha fatto traboccare il vaso dopo l'ennesimo litigio. Il 44enne si infuria e minaccia di picchiare la madre. Lei si rintana in una stanza e decide di chiamare i carabinieri e raccontare il suo calvario. Vista la delicatezza del caso nei confronti del figlio violento, è stato disposto l'immediato allontanamento dall'abitazione. Furto ieri pomeriggio nella chiesa di Gesù Cristo Divino Lavoratore a Verona, da dove sono state rubate alcune reliquie dei pastorelli di Fatima. Da quanto appreso, i ladri hanno prima preso una statua dalla Madonna, la corona e il rosario, copie di quelli originali custoditi a Fatima. Poi hanno portato via il reliquiario che conteneva 2 minuscoli frammenti dei corpi dei santi Francesco e Giacinta Marto, canonizzati da Papa Francesco. Sul caso indaga la polizia di Verona, che sta visionando le immagini di 2 telecamere che avrebbero ripreso alcune sequenze del furto. Una serata di sesso e droga finisce con l'intervento dei carabinieri. Un vicentino e 2 brasiliani finiscono sotto inchiesta. I reati sono gravi. Grumulo delle Abbadesse, serata trasgressiva a base di sesso e droga, un festino che ha coinvolto più vicentini in questa vicenda bollente, una nottata sfociata con l'arrivo dei carabinieri e la successiva denuncia ora al vaglio della Procura della Repubblica. Si ipotizzano i reati di spaccio di droga, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, tentata estorsione e furto. Al centro dell'inchiesta un libero professionista del Basso Vicentino, contattato e coinvolto nel festino da un giovane ballerino brasiliano con la prospettiva di una serata piccata insieme al suo connazionale gigolò. Il degenerare della nottata ha portato all'intervento della pattuglia dell'Arma e ai successivi reati contestati. Voltiamo pagina, il Giro d'Italia arriva in Veneto. Oggi la tappa Val d'Aora Santa Maria di Sala, domani la partenza dal centro di Treviso e l'arrivo a San Martino di Castrozza. La giornata più critica sul fronte viabilità è proprio quella di oggi, con la chiusura pochi minuti fa fino alle 16 dell'A27 da Conegliano a Belluno e con l'impossibilità di attraversare la provincia di Treviso da est a ovest. È in arrivo la 17ª tappa Val d'Aora Santa Maria di Sala, che attraverserà l'intera provincia di Treviso da nord, Sella Fadalto, a sud attraversando Conegliano, Ponte della Priula, Spresiano, Paese, Quinto, Zero Branco, per proseguire verso Scorzè, Noale fino all'arrivo. Il percorso indicato impedirà l'utilizzo dell'autostrada A27 in tutta la tratta nord da Conegliano a Belluno, che verrà infatti chiusa l'autostrada dalle 12 alle 16 in entrambi i sensi di marcia. La chiusura dell'A27 impone un percorso alternativo molto lungo per attraversare la Marca e per raggiungere Belluno. Da Oderzo, arrivando a Treviso, Mestre, la SR11 in provincia di Venezia, per arrivare a Padova. All'altezza di Padova Est si dovrà percorrere la SR308 verso Castelfranco, per poi proseguire sulla SP667 a Cornuda e a Cornuda prendere la Feltrina e a Feltre al bivio andare a Belluno. Percorso simile via Mestre e Padova per chi decide di imboccare la 4 e la 28. Eccezionalmente sarà consentito l'attraversamento della Feltrina
all'altezza di Castagnole per coloro che dovranno raggiungere l'aeroporto di Treviso, ma comunque fino a un massimo di mezz'ora prima del passaggio. Il rischio ingorghi e code è molto elevato, ecco quindi i consigli della polizia stradale. Raccomandiamo assolutamente grande pazienza a tutti coloro che necessariamente dovranno utilizzare le strade della provincia. Chiediamo e consigliamo a tutti coloro che non hanno necessità di non mettersi in macchina durante le ore in cui è prevista la sospensione della circolazione, perché saranno forti comunque i disagi, i rallentamenti e le code che inevitabilmente riguarderanno tutti gli assi principali viari della nostra provincia, quindi la Pontebana, la SR53, la Feltrina e diciamo tutte le viabilità più importanti. E a proposito di viabilità, c'è grande attesa per l'inaugurazione del primo tratto della Pedemontana che si terrà lunedì alla presenza del vice premier Salvini e del governatore del Veneto Zaia. Siamo andati a vedere il casello e il tratto che sarà aperto al traffico, ma a Breganze c'è chi si preoccupa per l'assenza della complanare. Finalmente ci siamo. Si vede la luce in fondo al tunnel della strada Pedemontana Veneta. Il vice premier Matteo Salvini ha annunciato in diretta Facebook dal tetto del Viminale l'inaugurazione del tratto fra Thiene e Breganze, che si terrà lunedì mattina. E la conferma arriva dal governatore Luca Zaia. Questa è un'infrastruttura voluta dalla stragrande maggioranza dei cittadini, voluta da tutte le amministrazioni comunali, è un'opera che i veneti chiedono e stiamo realizzando. La concluderemo entro 31 dicembre del 2020, ma ovviamente nel frattempo si inizierà ad aprire lotti funzionali, come questo che è il primo lotto. Il tratto che verrà aperto è, per quanto importante, solo un segmento di un'opera molto più vasta. Stiamo parlando di 17 caselli, 94 km e mezzo, 2 miliardi 258 milioni di opere che sono già cantierate e realizzate per oltre il 60%. Ci lavorano quasi 2000 persone su questo cantiere. Tutto è pronto quindi per l'apertura e c'è grande attesa in tutto il Veneto per questo passaggio, anche perché la tempistica dell'annuncio assume l'aspetto di un segnale politico di enorme importanza per il governo giallo-verde. Noi siamo andati a dare un'occhiata all'infrastruttura, sulla quale per ora circolano solo i veicoli degli operatori per le ultime manutenzioni. Stiamo viaggiando sul tratto della Pedemontana Veneta che verrà inaugurato lunedì. Verrà il vice premier Matteo Salvini, con lui ci sarà il governatore del Veneto Luca Zaia e questa strada diventerà un punto di riferimento fondamentale per tutto il territorio. Resta comunque in ballo la ricaduta immediata sulla viabilità locale dell'apertura della Pedemontana. Manca ancora la complanare di Breganze e c'è il rischio che le ripercussioni per il traffico minore e per la quotidianità dei residenti siano importanti. L'appuntamento per il taglio del nastro è quindi fissato per lunedì a mezzogiorno di fronte al nuovo casello. Quello che vedete alle mie spalle è il casello di connessione fra la A31 Valdastico e la strada Pedemontana Veneta. Fra pochi giorni questo diventerà uno snodo fondamentale per tutto il territorio. Una notizia di politica: il consigliere comunale veronese Andrea Bacciga della lista di centrodestra Battiti per Verona, che sostiene la giunta comunale, è stato rinviato a giudizio con rito abbreviato per aver rivolto il saluto fascista ad alcune attiviste femministe del movimento Non Una Di Meno, presenti lo scorso luglio in aula mentre erano in discussione 2 mozioni per finanziare organizzazioni e progetti legati ai movimenti anti-abortisti. L'udienza, informa Non Una Di Meno, è stata fissata per l'11 dicembre prossimo. 3 attiviste di Non Una Di Meno, l'Associazione Nazionale Ex Deportati nei Campi Nazisti e l'ANPI, sono state ammesse come parti civili. Soddisfazione viene espressa da Federica Panizzo, avvocata del movimento femminista, in particolare dice per l'ammissione delle 3 attiviste a testimonianza che si tratta di un procedimento antifascista e femminista insieme. Fine maggio contrassegnata dalle piogge abbondanti, a volte veri e propri nubifragi, e le cosiddette bombe d'acqua hanno compromesso buona parte dell'agricoltura, come in provincia di Vicenza. O troppa poca pioggia o troppa pioggia. Il meteo 2019 sembra finora non avere mezze misure e quando le gocce vengono pure giù violente, come nelle scorse ore, l'agricoltura si ferma. I terreni sono diventati inaccessibili ai mezzi agricoli proprio quando, per la tanta pioggia caduta prima, tra fine aprile e tutto maggio, servirebbe fare dei trattamenti. La situazione è molto critica, cadiamo in un periodo in cui ad esempio i frutteti giungono a maturazione. Io
sono un olivicoltore e sicuramente tutta questa pioggia ha danneggiato gravemente l'impollinazione degli olivi, quindi non so a quale stagione poi andremo incontro da un punto di vista produttivo, sicuramente molto compromessa. Abbiamo dei seminativi che ormai sono ridotti a delle risaie, in alcuni casi la coltivazione è gravemente compromessa. I terreni in questi giorni non drenano, i fossi sono colmi o molto alti. Si sta aspettando il primo sole stabile per salvare il salvabile, come nei vigneti. In questo momento per i cereali sicuramente agricoltura ferma, per altri produzioni, magari agricoltura ancora in movimento, per esempio per i vigneti c'è una rincorsa a fare i trattamenti, perché purtroppo con questa umidità c'è maggiore malattie e fungini. Adesso le previsioni danno buon tempo per tutta la fine settimana, con un weekend anche addirittura estivo, per cui speriamo che da lunedì martedì riuscire a entrare nei terreni. Gli agricoltori vicentini potranno così dare il via ai trattamenti non previsti per loro, ma anche per il consumatore dei loro prodotti, aumenti di costi in vista. È il momento di fermarci per qualche istante di pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta. Padovani più poveri, almeno da quanto emerge dai primi dati raccolti dalla presentazione delle denunce dei redditi, sia per quanto riguarda i pensionati sia per i lavoratori. L'osservatorio è corposo, circa il 30% di chi farà la denuncia dei redditi in provincia di Padova, anche se la campagna finirà il 23 luglio. Il primo dato davvero poco confortante. Cala il reddito medio di chi ha già presentato il 7,30 agli sportelli del CAF della CGIL, dato ancora da formare nel suo complesso, ma le pratiche elaborate sono 28.000 e i numeri parlano chiaro. Scende l'imponibile, di conseguenza scendono anche le ritenute pro capite delle persone, sì. In linea di massima ci siamo resi conto che il reddito medio dei lavoratori dipendenti e dei pensionati è calato rispetto al 2018 di circa 1.500 euro lordi. A credito otterranno soldi dallo Stato 7 cittadini su 10, la media è 770 euro, solo l'8% per ora andranno a debito, rimborsi che arrivano da alcune voci di spesa peculiari, in testa visite mediche e i farmaci. Ora, la voce di spesa abbiamo verificato essere appunto la spesa sanitaria e la media pro capite è intorno ai 1.200 euro all'anno. Poi è interessante anche la verifica che si è fatta sulla partita delle detrazioni del recupero edilizio, anche questa è abbastanza importante. Questa voce raggiunge il 40% delle persone, soprattutto tra i pensionati. Gli anziani poi detraggono le spese per i loro animali domestici. A differenza dei lavoratori è importante proprio come spesa, come tipologia di spesa portata in detrazione la spesa veterinaria. Ci sono poi voci che difficilmente vengono portate a detrazione, in particolare per mancanza di conoscenza. Famiglie con figli, studenti lavoratori possono infatti anche dichiarare le spese per le tasse universitarie e per i mezzi di trasporto pubblico usati, basta conservare gli abbonamenti. Sicuramente la spesa è una spesa che non ha franchigie, quindi può essere qualsiasi tipologia di spesa. Ricordo però che il reddito è importante ai fini della detrazione perché solo chi paga le tasse ha poi diritto a una restituzione nell'imposta. Torniamo a parlare del piccolo Joe, il bimbo padovano affetto da una malformazione alla gamba, perché ci sono delle buonissime notizie per lui. È arrivata giusto ieri sera verso le 7, la notizia è che l'intervento è stato programmato per l'11 di luglio e sarà di giovedì. Avremo l'8 luglio il preoperatorio, per cui noi per fine giugno partiamo. La notizia tanto attesa, insomma, è arrivata. È stata una cosa disarmante, bellissima e nello stesso tempo spaventosa per noi, perché ho un buco nello stomaco che è una cosa, penso sia normale, perché alla fine aspetti la notizia e quando arriva ti prendono anche 1000 paure, 1000 ansie, però non vedo l'ora, perché io penso all'anno prossimo mio figlio salterà, farà di tutto e io guardo a quello. Palpabile l'emozione di Erika Molinarolo, la mamma coraggio che lo scorso febbraio attraverso le nostre telecamere lanciò un accorato appello per far sì che il suo piccolo Joe, affetto da emimelia tibiale, malformazione alla gambina destra, potesse essere sottoposto a una costosissima operazione in Florida che gli permetterà di correre e camminare con e come i suoi amici.
Da quel giorno voi telespettatori avete risposto con una generosità inimmaginabile. Siete stati meravigliosi ed è con voi che vogliamo condividere questo momento speciale per Giovanni e per tutta la sua famiglia. E si parte. Il dottore ha richiesto la nostra permanenza per 8 mesi, almeno 8 mesi, in quanto farà i 2 interventi più la fisioterapia e la riabilitazione per poterlo mandare a casa che cammina già indipendentemente. Erika è pronta a dare il suo aiuto adesso anche ad altri bambini che si trovano nella situazione di Joe. In contemporanea sto cercando di smuovere la regione Toscana per aiutare la piccola Jo, che è una bambina che ha poco più di 2 anni e ha lo stesso problema di Giovanni. E fresco è nato circa un mese fa il 5º bambino col problema di Giovanni, per cui vediamo di riuscire a smuovere queste montagne anche per loro. Nel mio piccolo voglio poter fare del bene anche a loro come ne ho ricevuto tantissimo io. Adesso lo sport, calcio, perché il Cittadella si gioca stasera al tombolato la Serie A per la prima volta nella sua storia. Comunque vada un traguardo da sogno. Ieri pomeriggio abbiamo sentito che atmosfera c'era nella città murata. Notti magiche, inseguendo un gol. È un grande sogno, una speranza di venire in Serie A. Tranquilli, che abbiamo la nostra forza e la migliore, che speriamo che questa volta sia la volta buona, che riusciamo a coronare questo sogno. Speriamo continui a regalarci questo sogno della Serie A. Non ti fa dormire la notte finché non arriva domani sera. Giovedì sera il Cittadella si gioca la Serie A per la prima volta nella sua storia. Comunque vada, un traguardo da sogno. Ce la può fare il Città, secondo lei? Sicuramente il Cittadella in questa categoria ha dimostrato di giocarsela con tutte. Si respira aria di calcio, sano. Spero che facciano una bella partita perché ne hanno le qualità contro il Verona. Speriamo di andare in Serie A. Il ritorno poi sarà domenica a Verona. Il popolo granata si sta già organizzando. E andiamo avanti fino a venerdì a raccogliere. Se vinciamo domani, certamente venerdì si giungeranno altrettanti punti. Forza Città sempre, sempre. Ce l'avete voi il biglietto per domani? Anche, certo, sia in casa che a Verona. Stanno preparando la partita, sanno che è una partita difficile. Le partite sono 2, però è la prima in casa che dobbiamo far bene e cercare di arrivare bene alla finale lì al Bentegodi. Però i ragazzi li vedo sereni, vedo che lavorano bene, quindi ci trasmettiamo serenità a vicenda. Siamo in chiusura, subito dopo di noi nuova puntata di Ore 13, si parlerà del post voto delle elezioni europee insieme a Giuseppe Traniello Gradassi, segretario del Partito Democratico di Rovigo, Simone Scarabelli, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, con Marcello Bano, vicepresidente della provincia di Padova. E poi stasera torna 20:10 in studio Paolo Galeano, rieletto domenica sindaco di Preganziole, e Katia Uberti invece neo sindaco di Paese. È davvero tutto, adesso previsioni del tempo, grazie per essere stati con noi, buon proseguimento di giornata, arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Il maltempo che sta causando allagamenti e disagi in molte zone ha le ore contate. Giovedì 30 maggio infatti sarà una giornata con più sole. Nel dettaglio sul Veneto il cielo risulterà a tratti coperto al mattino con qualche ultimo rovescio sul Bellunese. Ampio soleggiamento ovunque invece a partire dal pomeriggio. Temperature minime tra 11 e 14 gradi, massime piuttosto gradevoli, oscillanti invece tra 19 e 22 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui avremo residue piogge nella prima parte della giornata, ma in esaurimento entro le ore pomeridiane, quando invece sarà ampiamente soleggiato ovunque. Temperature minime tra 12 e 15 gradi, massime comprese tra 18 e 21 gradi.
Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, dove avremo tempo asciutto e stabile quasi ovunque, salvo per qualche isolato piovasco al mattino sui settori di confine. Il cielo sarà invece poco nuvoloso ovunque. Temperature minime tra 11 e 12 gradi, massime comprese invece tra 23 e 24 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Arrivederci.